Coro unanime si leva contro la violenza sulle donne. Dal procuratore di Leo un appello alla riflessione. L'ossessività con cui queste notizie vengono date non aiuta. Scuole, sindacati e società civile uniti contro il dilagare del fenomeno. Successo per il Taormina Food Expo, una vetrina del cibo siciliano. Per iniziativa della CNA, il Macco e l'Agnello Pasquale candidano Agrigento per l'assegnazione di un importante riconoscimento gastronomico europeo. Caro Voli Sicilia, anche i biglietti che costano meno di 50 euro potranno avere lo sconto. Aero Italia, ITA e Wizz Air aderiscono. L'Istituto Ambrosini non può essere trasferito da Favara, appello della dirigente scolastica Bruccoleri. L'addio di una folla commossa ad Alberto Re stamani funerali. Immagini oscene della schiuma che le mareggiate hanno depositato sul porticciolo di San Leone, ennesimo allarme di mare amico. E per lo sport parleremo di Akragas e Pro Favara. Bentrovati all'appuntamento con l'informazione di TV Notizie. Oggi 25 novembre è la giornata contro la violenza sulle donne. C'è una grande mobilitazione sociale sul tema dopo gli ultimi casi di femminicidi registrati, sicché comunque evidenziano come l'escalation non tenda ad arrestarsi. Sull'argomento oggi si sono tenute tante iniziative. Apriamo con quello del liceo scientifico Leonardo, retto da Patrizia Pilato, che ha puntato l'attenzione su un tema, What I Was Wearing, come eri vestita. Il procuratore della Repubblica di Agrigento, Giovanni Di Leo, ha affermato delle cose molto interessanti, tra le quali l'ossessività con cui queste notizie vengono date non è una terapia contro questi fenomeni. Ascoltiamolo. Sono convinto che la narrazione su questi fatti sia, se fatta male, essa stessa una fonte di incremento della cultura della violenza, nel senso di disvalore, e della violenza sulle donne. L'ossessività con cui determinate notizie vengono date non è una terapia contro questi fenomeni, è molto spesso benzina sul fuoco. Noi viviamo in una società dove molta gente, per un problema di cultura di altro genere, di cultura generale, di educazione, di provenienza sociale, vive condizioni che possiamo definire con un linguaggio psicologico borderline, e determinati fatti possono scatenare istinti che non riusciamo a controllare perché non sono noti, non sono prevenibili, e rischiamo di creare ulteriori fenomeni di questo tipo. Ma tornando ai dati, ci dicono che i dati dei processi, cioè delle indagini scritte, dei fatti accertati, quello che è ufficiale, ci dà un aumento di una serie di fenomeni, ma una diminuzione statistica di altri. Per esempio, i delitti in generale nel periodo 1 luglio 2020, perché l'anno giudiziario che si inaugura a gennaio tiene conto del primo semestre dell'anno precedente e dell'ultimo semestre dell'anno ancora precedente. Nel periodo quindi 30 giugno 2020, 1 giugno 30 giugno 2021, 1 luglio 2021, 30 giugno 2022, il numero in generale di delitti, di omicidi, è diminuito
il numero delle vittime di genere femminile è passato da 101 a 91, quindi sostanzialmente con un calo del 10%. I delitti commessi in ambito familiare affettivo sono passati da 124 a 106, quindi stiamo parlando di dati in tutta Italia. La flessione in tale ambito del numero delle vittime di genere femminile passano da 86 a 79. Nel numero di omicidi commessi dal partner o ex partner è passato da 62 a 50. Le vittime donne sono passate da 57 a 46 e quindi sostanzialmente dovremmo dire il fenomeno sta diminuendo. Allora cos'è che causa questo allarme? Ripeto, questi dati vengono presi dalle statistiche giudiziarie e dai dati della Polizia di Stato, quella che fa lo studio centrale di tutto l'andamento del crimine di questo genere in Italia. Quello che crea l'allarme sociale è la narrazione, e quella stessa narrazione che, ripeto, per mia impressione, non certo per uno studio scientifico, finisce col rigenerare il fenomeno. È vero che noi abbiamo oggi un generale decadimento del valore sociale della famiglia intesa come nucleo dove si dovrebbero trasmettere i valori sani della società, non i disvalori derivanti dalle devianze. La famiglia dovrebbe essere, con la scuola, quella dove si insegna quello che una volta si chiamava l'educazione. L'autonomia non è generata dalla contrapposizione sterile all'interno della famiglia o all'interno della scuola. L'autonomia deriva per ogni persona dalla propria crescita culturale, dalla capacità di ragionamento, deriva dallo studio e dall'elaborazione interiore di quello che si legge, di quello che si studia, di quello che si vede. Torniamo ancora a parlare di violenza perché è un tema che sente fortemente la scuola da sempre, con la responsabilità che la società le affida di formare i giovani del futuro. E anche il liceo classico Empedocle della dirigente Marica Il Gagatto ne ha parlato oggi. Vediamo in che termini. Il liceo Empedocle oggi in prima linea con le iniziative dedicate proprio alla violenza sulle donne. Sì, il liceo Empedocle vuole essere anche oggi protagonista di una giornata particolarmente intensa e significativa, che è la giornata internazionale per l'eliminazione contro la violenza sulle donne. In particolare oggi avremo due importanti ospiti, la dottoressa Sabina Castiglione di Amnesty International e la dottoressa Lidio Tilotta, vice caporedattore del TG3, impegnata anche per la scrittura recente di un libro proprio sulle condizioni della donna in Africa, insieme con la dottoressa Cristina Fazzi, che interverrà in videoconferenza. Siamo molto contenti di questa giornata che i nostri alunni hanno arricchito proprio attraverso intanto un approfondimento che è andato sui banchi di scuola per molti mesi e continuerà, perché questa tematica non può essere relegata soltanto alla giornata odierna, ma poi hanno anche arricchito con delle creazioni come il lenzuolo appunto contro la violenza sulle donne, che è proprio esposto in Aula Magna, la sede del nostro convegno di oggi, e con anche interpretazioni di opere sia musicali che classiche proprio inerenti al tema. Quindi diciamo che l'orientamento al contrasto e alla prevenzione alla violenza di genere parte certamente dai banchi di scuola, che un po' ritorna anche il tema dell'educazione all'affettività e alle relazioni, tanto caro al Ministero dell'Istruzione, e che certamente la nostra scuola porta avanti già da molti anni proprio come educazione alla convivenza civile, perché quando si parla dell'omicidio di una donna o femminicidio si parla di violenza, e la violenza va sempre contrastata per tutte le forme, per tutte le età e per tutti i generi.
non di meno anche il problema del bullismo a questo proposito. Quindi condanniamo la violenza su tutti i livelli, oggi ricordiamo in particolar modo le donne e quindi ci sentiamo vicini a loro in quanto donne anche noi e anche per l'importante tematica, però è chiaro che la scuola si erge sempre contro ogni tipo di violenza e la combatte partendo soprattutto dai nostri studenti. Ecco, la sua testimonianza come rappresentante di Amnesty International ai ragazzi del liceo Empedocle di oggi. Sì, noi come Amnesty siamo sempre stati e siamo sempre in primo piano nella lotta contro la violenza nei confronti delle donne, in modo particolare nei confronti delle donne perché le donne subiscono più di tutti, in qualsiasi condizione di crisi, nelle guerre, nei conflitti, nelle carestie. La condizione della donna è sempre quella più a rischio. Il nostro impegno è un impegno continuo, un impegno di tutti i giorni perché i diritti delle donne ovviamente si inseriscono nel quadro più ampio dei diritti umani. È importante esserci tutti i giorni perché purtroppo il fenomeno della violenza è un fenomeno ampio, diffuso, che non conosce confini, possiamo dire, che sia pure in modo diverso si realizza in tutto il mondo, ovviamente in forme e misure diverse. E quindi Amnesty ha fatto delle campagne specifiche come Mai più violenza sulle donne di alcuni anni fa, ma la nostra presenza è sempre attiva, possiamo dire, è vigile, è impegnata. La mia presenza qui riveste soprattutto l'importanza di rendere consapevoli i giovani, sempre più consapevoli, perché sono loro che stanno costruendo il loro futuro e il futuro dell'umanità, e quindi acquistare consapevolezza dei problemi che ci sono e delle violazioni dei diritti che avvengono purtroppo dappertutto è un primo passo per cercare di agire nella direzione giusta. Parliamo di questa iniziativa al liceo Empedocle dove lei sarà la sua testimonial. Cosa dirà ai ragazzi, il senso della sua narrazione? Il senso della narrazione è che proviamo a uscire un po' dalle nostre bolle, dalle nostre comfort zone per andare nell'altra parte del mondo, per andare in Africa, a conoscere un'esperienza straordinaria che è quella di Cristina Fazzi, donna, medico di Enna, che vive da 23 anni nello Zambia portando avanti dei progetti davvero straordinari perché nascono dal basso e con un'idea dell'aiutiamoli a casa loro davvero particolare, cioè che mira appunto ad offrire strumenti e non beni alle popolazioni che stanno cercando di combattere anche in questo 2023 la fame, perché in Zambia i bambini continuano a morire di fame, la situazione in alcune aree del paese, bisogna dirlo, non è assolutamente una delle migliori. Quindi proveremo a fare un ragionamento insieme, proveremo a fare un viaggio insieme per conoscere un'altra realtà e per capire perché alcune cose avvengono e quanto ci sia anche di nostra responsabilità in tutto questo. Noi siamo vicini a queste donne, allora qui il problema è capire di cosa parliamo, perché sia che parliamo dell'Italia e quindi oggi della giornata della lotta contro la violenza contro le donne, parliamo però di realtà e di situazioni in cui noi o impariamo che dobbiamo avere un'altra cultura o impariamo che c'è bisogno di agire sin dalle scuole elementari per educare sentimentalmente, educare i sentimenti, ecco, che è la cosa più importante, e quindi dobbiamo scardinare il concetto di possesso, dobbiamo scardinare un concetto che è appunto di amore malato, ma non è amore, ecco, neanche così si può definire, e questo vale a 360 gradi e vale ovunque, non è un problema di paesi o di realtà. Dopodiché, per esempio, Cristina nei progetti che fa in Zambia ha pensato a quelli che sono i bisogni. Un esempio per tutti, la realizzazione dei mother shelter, che sono dei luoghi in cui queste donne che dalla foresta per raggiungere l'ospedale spesso partoriscono per strada vengono invece accolte 10 giorni prima della data presunta del parto per poter stare in tranquillità e vivere anche loro la maternità in tranquillità, visto che lì si continua a morire anche di parto. Ma il sostegno è un sostegno multiplo, perché ad esempio Cristina fa dei progetti che servono a far dire alle ragazze io non
non ci sto, cioè impariamo a dire no ai ragazzi che considerano normale poter stare con le ragazze anche se il consenso magari non c'è o è un consenso non dato. Quindi ci sono tante e tante cose sulle quali intervenire qui in Sicilia, così come in Zambia, così come in ogni angolo del mondo per abbattere delle barriere che ancora sono troppo forti. Il problema Dicevamo, sono tantissime le iniziative realizzate e in programma anche nei prossimi giorni su questa tematica. Noi ne abbiamo sintetizzate solo alcune. Altro modo in cui si è parlato oggi di violenza sulle donne è quello di una manifestazione svoltasi innanzi alla libreria Il Mercante di Libri di Alessandro a Curso Tagano, dove numerose donne impegnate sul tema, tra cui la già assessora alle pari opportunità Roberta Lala e operatrici del mondo della cultura come Caterina Montalbano, Simona Carisi, Angelita Botera, Elia Rocco, solo per citarne alcune, hanno dato vita a un momento di incontro pubblico davanti alla statua realizzata dallo scultore agrigentino Giuseppe Cacocciola, che è stata posta già da una settimana nella vetrina del negozio e rappresenta una donna con il volto coperto da una benda rossa immersa tra i libri, simbolo di cultura e di resistenza, e recante la scritta "Anche io sono Giulia". Il tutto vuole essere solo uno spunto di riflessione in un momento storico particolare in cui si cerca di raccogliere i cocci di una società che sembra alla deriva, ma alla quale non ci si vuole arrendere, hanno affermato. Nel pomeriggio invece alle 17:30 a Porta di Ponte sarà la CGIL a manifestare sul tema, mettendo in luce un altro aspetto della violenza sulle donne. È un problema che riguarda gli uomini. Ne parleranno tra gli altri Alfio Mannino, segretario generale del sindacato, Alfonso Buscemi, segretario generale della CGIL di Agrigento, insieme a Caterina Sparacino e Maria Concetta Barba, sempre della CGIL. Lunedì il tema verrà affrontato dalla CISL FP a partire dalle ore 9:30 con una tavola rotonda che si terrà presso la Sala Giglia della provincia regionale di Agrigento, anche in questo caso un aspetto differente. Il tema sarà infatti violenza di genere, cercare, trovare e seguire le vie di fuga. All'iniziativa parteciperanno importanti cariche del sindacato, della funzione pubblica della CISL, oltre a rappresentanti del mondo delle istituzioni, del giornalismo e associazionismo locale. Anche il Lions Club Host è sceso in campo contro la violenza sulle donne. Vediamo come. Oggi è una giornata importante contro la violenza alle donne. Anche voi con un qualificato parterre avete deciso di dare il vostro contributo, Presidente. Ma come ogni anno, anche quest'anno non potevamo esimerci dal dare il nostro contributo rispetto al tema che riguarda sempre più da vicino anche il nostro territorio. Abbiamo appreso dalle cronache che ogni 2 giorni vi è in Sicilia un caso di violenza sulle donne. Di conseguenza il tema va affrontato, va discusso soprattutto tra i giovani nel liceo classico Belgre, che ringrazio per la disponibilità, alle ragazze di oggi che avranno modo di ascoltare i relatori importanti che abbiamo ospitato, ma soprattutto a queste ragazze verrà dato al termine del convegno nelle prossime giornate. Abbiamo offerto la possibilità di seguire un corso di difesa con il maestro di karate Yuko Shinkai, perché anche lì abbiamo appreso dalle cronache che Giulia si è difesa per 22 minuti, quindi l'importanza della difesa crediamo sia importante quando ci si trova a tu per tu con l'aggressore, quindi è importante che sappiano come difendersi, e per questo abbiamo donato anche questa opportunità di conoscenza ai ragazzi. Avvocato Gaziano, oggi giornata contro la violenza alle donne, lei presente a questa iniziativa, ecco, cosa dire sulla manifestazione e cosa dirà ai ragazzi presenti oggi? Che è un problema di natura patologica della società e che presenta 3 sfaccettature particolari. Uno di natura culturale, quindi frutto della nostra cultura che nei secoli abbiamo seguito. L'altro problema politico-sociale, cioè ricercare le soluzioni, e infine le soluzioni giudiziarie, che è in ultima, che è quella che affronta purtroppo
le patologie quando già si sono verificate, cioè quando già i fatti sono avvenuti. Allora bisognerebbe agire molto meglio in via preventiva, sviluppando tecniche di prevenzione particolare che si attagliano al fenomeno, perché di fenomeno si tratta. Per fare questo è necessario una unità di intenti da parte di tutte le forze politiche, perché su questo terreno non ci si può dividere, bisogna trovare su questo terreno lo spirito della Costituzione, che era quello di uscire da una dittatura per arrivare alla democrazia attraverso l'unità, al di là delle proprie ideologie. Si auspica una maggiore presenza delle famiglie, ecco, la figura della mamma nella La famiglia è al centro dell'educazione, della crescita di tutto, tant'è che l'articolo 29 della Costituzione pone al centro il problema la famiglia come centro sociale, come società naturale utile alla crescita integrale dell'uomo, e quindi uomo inteso come maschio e femmina. Il codice rosso interviene poi anche su fattispecie nuove, crea anche delle fattispecie nuove, che sono la deturpazione del volto mediante lesioni personali. Ci ricordiamo la Miss Italia di qualche anno fa, Jessica Notaro, che è stata sfregiata dall'ex partner che non accettava la fine del rapporto sentimentale con l'acido, no? Non che in passato queste condotte non venissero punite, lo erano, ma lo erano con la fattispecie più generica della lesione personale. Adesso invece c'è una disciplina ad hoc. La costrizione o induzione al matrimonio con pene aggravate nel caso in cui si tratti di minori. Ci ricordiamo Saman Abbas, la ragazza pakistana che è stata uccisa dal padre e dal cugino perché non voleva accettare di sposare il cugino pakistano e voleva vivere come un occidentale. Benissimo, questo si ricollega al discorso che facevo poco fa. Nella maggior parte dei casi la vittima conosce l'assassino, ok? E poi c'è il revenge porn. Il revenge porn consiste nella divulgazione di immagini e di video con contenuti sessualmente espliciti senza il consenso della persona ritratta. Ok? Chi commette questo delitto? Non soltanto la persona che per la prima volta inoltra l'immagine o inoltra il video, ma anche chi, avendolo ricevuto, a sua volta lo ritrasmette. Per cui attenzione, perché è un delitto punibile con una pena della reclusione, mi pare, fino a 14 anni, e quindi una pena importante. Cerchiamo di dare un peso alle cose che facciamo, non tutto dietro la rete ha una giustificazione. Non pensiamo di essere coperti dai profili fake, perché poi nel momento in cui vengono sporte le querele, ai profili fake viene attribuita una paternità, un'identità ben precisa. Non è tutto consentito dietro la tastiera. Ci sono donne, ci sono ragazze che si sono uccise per la vergogna di vedere violata la propria sfera intima e sessuale e mandata in rete e conosciuta così da tutti. Quindi quando si riceve un video del genere non soltanto non bisogna reinoltrarlo, ma bisogna avere anche la capacità, la forza e il coraggio di recarsi dagli organi di polizia e denunciare il fatto, perché sono situazioni gravissime, sono delle forme di violenza psicologica così forte che possono portare la vittima a commettere atti estremi. La CNA ha organizzato il Taormina Food Expo, è una straordinaria vetrina per le eccellenze siciliane sia del cibo che della gastronomia, svoltasi con esposizioni, show cooking e in particolare la presentazione del macco di fave dell'Agnello Pasquale, con cui Agrigento è stata candidata ad avere un importante riconoscimento europeo in termini gastronomici. Erano presenti tantissimi buyer provenienti da tutto il mondo insieme ai vertici di CNA, oltre ad espositori e cuochi. Vediamo.
Claudio Spoto, la CNA ha organizzato questo grande evento a Taormina, Food Expo, l'agroalimentare siciliano d'eccellenza. Questa sera si sono presentati due piatti importanti della nostra tradizione culinaria a Raffadali, il Macco di Raffadali e l'Agnello Pasquale di Favari insieme ai vini tipici dell'azienda Virone. Sì, 4 giorni di iniziative davvero straordinarie per promuovere e valorizzare le eccellenze siciliane, tra cui anche quelle agrigentine. Abbiamo presentato il piatto del fave con il macco e poi l'agnello pasquale. Ecco, 2 piatti che abbiamo presentato grazie anche al contributo della Federazione Italiana Cuochi e al presidente Giovanni Chianetta dell'Associazione Provinciale di Agrigento, ecco perché siamo andati alla scoperta dei prodotti e delle ricette che hanno una storicità. Tutto questo per presentare prima allo Stato, quindi a livello romano e poi anche a livello europeo, la richiesta di riconoscimento per la tipicità di questi piatti, per appunto dare una connotazione ufficiale per quanto riguarda appunto il riconoscimento europeo. Questo significherebbe dare ancora valore maggiore all'enogastronomia siciliana. Abbiamo presentato questi piatti assieme alle altre province siciliane in questi 4 giorni in cui ci sono gli espositori, in cui abbiamo la parte convegnistica, in cui ci sono tavole rotonde, ci sono relatori qualificati di primo piano, ma anche esponenti istituzionali, e poi ci sono presenti anche i buyers, 12 operatori provenienti da tutto il mondo, grazie all'ufficio internazionalizzazione della CNA nazionale, grazie anche all'ITA dell'Italia con l'estero, ecco, l'ufficio italiano con il commercio per l'estero. Ecco, questi sono 2 aspetti importanti perché vogliamo proiettare i nostri artigiani, i nostri imprenditori attraverso le pietanze, attraverso le eccellenze sul mercato globale. La CNA è accanto alle imprese e oggi con questi 4 giorni abbiamo voluto raccontare la storia, la cultura, le tradizioni e il saper fare del nostro territorio per dare più valore alle imprese, al territorio e alla crescita economica e alle opportunità di lavoro al nostro territorio. Chissà, un'esperienza che magari da ripetere e forse magari anche ad Agrigento, visto che siamo Agrigento Capitale Apertura 2025, si è anche parlato di questo oggi, questa sera a Taormina. Sì, la CNA è sempre molto disponibile. Noi qualche mesetto fa abbiamo organizzato in occasione del Mandorlo in Fiore CNA Arte e Gusto. Ecco, tutte queste sono iniziative tese a valorizzare quelle che sono le nostre eccellenze. Agrigento Italiana Capitale della Cultura nel 2025 è una vetrina importante, è un'opportunità che non possiamo perdere per dare appunto la possibilità alle nostre imprese, alla nostra economia di crescere. Ed è una ipotesi che stiamo valutando, quella di creare anche questa vetrina regionale, questa vetrina importante nel territorio agrigentino in occasione appunto di Agrigento Capitale Italiana della Cultura. La CNA è sempre disponibile a collaborare con le istituzioni perché quando pubblico e privato si mettono assieme i risultati non tardano ad arrivare e noi ci crediamo. Una esperienza questa del Taormina Food Expo che sta andando bene, insomma possiamo fare già un bilancio di questi 4 giorni? Sì, siamo a metà percorso e devo dire che il risultato è veramente eccellente, non solo per la partecipazione ma soprattutto per il tema che abbiamo lanciato, per il consenso che stiamo riscuotendo rispetto a questo obiettivo che ci siamo prefissati. In questo momento si sta svolgendo lo show cooking con la presentazione dei 2 piatti dell'Agrigentino, il macco con le fave e poi la pasta con la salda di Palermo. Sono obiettivi che noi abbiamo voluto così mettere in agenda per raggiungere la certificazione STG, per consegnare al territorio, alla nostra tradizione, quello che è un valore che stava per essere anche snaturato rispetto all'evoluzione della cucina più complessivamente. Con questo percorso vogliamo contribuire alla valorizzazione delle produzioni agroalimentari più complessivamente, ma soprattutto incentivare l'uso e il ritorno all'uso delle materie prime locali che siano a produzione a marchio comunitario IGP dopo STG.
Marco Vullo in rappresentanza del Comune di Agrigento, Capitale della Cultura 2025 a Taormina Food Expo, l'agroalimentare siciliano d'eccellenza. Questa sera si sono presentati due piatti e dei vini proprio tipici della nostra terra agrigentina, il Macco e l'agnello pasquale di Favara insieme ai vini Virone. Un momento importante per la città perché ci dà molta visibilità, eccellenze straordinarie presentate come quella del Macco di Raffadali e dell'agnello pasquale di Favara. Macco di Raffadali è prodotto povero che tenta di diventare eccellenza del territorio a livello nazionale, un qualcosa di importante, così come l'agnello pasquale che già conosciamo ma che potrebbe raggiungere questo importante risultato grazie al coordinamento generale della CNA nazionale, della CNA Sicilia e della CNA provinciale di Agrigento, una squadra importante che mette al centro della propria, dei propri obiettivi queste eccellenze. Il Comune di Agrigento è vicino all'associazionismo e alla confederazione che diventa da pungolo rispetto a queste importantissime iniziative. La città di Agrigento, in occasione della nomina di Agrigento Capitale Italiana della Cultura, non può essere seconda a non partecipare a questo tipo di iniziative, anzi ci siamo, cerchiamo di esserci e daremo il nostro contributo in termini di presenza ma anche di collaborazione e coordinamento di tutte le iniziative che verranno in avanti. Oggi l'associazione provinciale Cuochi e Pasticceri di Agrigento, dedicata al grande Schifano, presente a Taormina Food Expo, e in questa iniziativa della CNA, ecco, lei ha presentato e descritto e poi anche ovviamente degustare il prodotto per eccellenza dell'agnello pasquale di Favara. Certo, è proprio un dolce tipico della città di Favara. Che sappiamo, come tutti sappiamo, la prerogativa è che è ripieno di un cuore di pistacchio che altri non hanno. Ha ricevuto parecchio successo il dolce. Il dolce è stato apprezzato come il Macco e come anche gli altri piatti, ma l'agnello è stato la ciliegina sulla torta, come si suol dire. Ecco, l'associazione Cuochi dedicata a Schifani ha presentato questa sera due piatti importanti, l'agnello di Favara, ma insomma voi avete anche lavorato per il Macco d'Occhio di Raffadali. Sì, oggi è stato un giorno così importante che a Taormina abbiamo portato i due piatti che ci rappresentano di più, di cui il Macco che utilizza in tutte le case agrigentine, è antichissimo come piatto, invece risale a 5.000 anni fa, okay? Ancora oggi siamo presenti in tutti i ristoranti del nostro territorio. L'agnello pasquale, io sono nativo di Favara, perciò rappresenta proprio non solo il paese di Raffadali ma tutto l'agrigentino, di cui abbiamo utilizzato dei prodotti tipici proprio del nostro territorio, in primis il pistacchio di Raffadali, che è diventato DOP da qualche anno, e la mandola del gruppo Diodoro della Valle dei Templi, proprio coltivata nella Valle dei Templi. Grande successo qui a Taormina per la nostra cucina e siamo contenti proprio di essere venuti qua. E adesso ci fermiamo solo qualche istante per la pubblicità, ma torniamo tra poco con altre notizie. Torniamo su un argomento molto sentito, quello del caro voli in Sicilia. Aumentano le possibilità di sconto sui biglietti aerei per i residenti in Sicilia. La riduzione già resa possibile all'intervento della Regione sarà adesso estesa anche ai biglietti di costo inferiore a 50 euro, a chi ha prenotato dal 10 novembre e anche a chi viaggerà con un vettore che non ha aderito all'iniziativa. L'assessorato delle infrastrutture e dei trasporti ha pubblicato un nuovo avviso che contiene l'abolizione della soglia per ricevere il beneficio. Nel documento anche l'esito della manifestazione di interesse a cui hanno aderito Aeroitalia, Ita Airways e Wizz Air. Avviato inoltre il dialogo con altri vettori per creare le condizioni per ulteriori adesioni al programma lanciato dal governo regionale. L'intervento è attivato sui collegamenti degli aeroporti siciliani con gli scali di Roma, Fiumicino e Ciampino e Milano, di Malpensa, Linate, Bergamo, Oro al Serio. Sarà in andata sia che in ritorno, è il tutto per i voli che vanno dal 1 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024.
E a Favara si sta facendo un gran parlare perché l'istituto alberghiero Ambrosini potrebbe essere accorpato e spostato fuori dalla città che lo ha visto nascere. Quindi lunedì, proprio per questo, è stato convocato un consiglio comunale straordinario e aperto e Giuseppe Moscato ha sentito su questa problematica il dirigente scolastico Gabriella Brocculeri. Siamo di fronte all'ingresso dell'Istituto Superiore per i Servizi Alberghieri e non solo Gaspare Ambrosini di Favara. È chiuso perché è la giornata di sabato, ma c'è la seria preoccupazione che questa chiusura potrebbe diventare definitiva, o meglio un accorpamento che potrebbe anche spostare l'istituto in altra sede. Quali sono le preoccupazioni e soprattutto perché? Lo chiediamo alla dirigente Gabriella Broccoleri. È una preoccupazione seria che nasce da una dimensione prettamente numerica e soprattutto di ordine ragionieristico rispetto al risparmio che lo Stato potrebbe porre in essere tagliando il posto del dirigente scolastico. La questione ragionieristica impatta la enorme dimensione pedagogica e formativa di questa scuola, che è nata a Favara 40 anni fa, un'istituzione prestigiosa che ha costruito il futuro e il presente di tanti ragazzi e di tanti ragazzi che grazie alla scuola hanno potuto definire in maniera ottimale il loro futuro e dunque la partecipazione alla vita democratica. Una preoccupazione che investe tutto il paese, le istituzioni. Il Consiglio Comunale ha convocato una seduta straordinaria e aperta proprio per parlare di questa problematica e anche quella dell'Istituto Guarino. Ringraziamo la sensibilità del Consiglio Comunale e dei tanti politici, devo dire tanti esponenti del mondo dell'associazionismo che si stanno muovendo e stanno promuovendo un dibattito serio e articolato sulle sorti della nostra città e sulle sorti dell'Istituto Comprensivo Guarino e dell'Istituto Ambrosini, che non possono essere declassati a plesso, che devono mantenere la loro autonomia per garantire al meglio la dimensione culturale e la dimensione sociale della loro missione. Quale sarà il futuro? C'è veramente questa seria preoccupazione che l'alberghiero non sia più a Favara? La preoccupazione c'è, ma noi lotteremo fino alla fine affinché questa scuola possa continuare ad essere autonoma e queste scuole possano continuare ad essere un'istituzione importante per il quartiere, la comunità e per i ragazzi e le ragazze. Oggi un importante momento per la Chiesa Agrigentina perché l'Arcivescovo Alessandro Damiano ha dato appuntamento alla solenne celebrazione per la visita pastorale, un programma che prevede alle 17 l'accoglienza, alle 17:30 la presentazione, alle 18:15 una solenne concelebrazione eucaristica e a seguire un breve momento di adorazione. E si sono svolti i funerali del 68enne Alberto Re, uno degli organizzatori dello Sport Film Festival che si è ucciso con molta probabilità dopo aver ricevuto critiche per il flop registrato dalla prima serata dell'evento. Già ieri la famiglia aveva diffuso una garbata ma dolorosa nota in cui puntava l'accento sulla società dell'odio sostenuta dalla possibilità di esprimere qualsivoglia giudizio anche sommario attraverso i social. Una brutta vicenda, una brutta pagina comunque della storia di questa città, ma Alberto Re aveva dichiarato la sua intenzione di comunicare qualcosa al termine della manifestazione. Lo avrebbe fatto, ha detto, esattamente lunedì, dunque non aveva intenzione di uccidersi in quel momento. Cosa lo ha spinto a farlo? Resta un mistero che potrebbe anche contenere la risposta sulle responsabilità addossate a social e comunicazione. E adesso cronaca, proseguono le attività dei carabinieri per il controllo e la tracciabilità degli alimenti sottoposti a somministrazione al pubblico. A Favara una enoteca, bar e un'osteria hanno subito il sequestro per la successiva distruzione di alimenti risultati non in regola con la normativa che ne regolamenta la vendita. Criticità sono state riscontrate anche per il mancato aggiornamento
del manuale HACCP è un lavoratore non sottoposto a tutele contrattuali. E intanto potrebbe essere stato un cortocircuito, ma gli inquirenti stanno ancora indagando, a distruggere completamente 2 autocarri di proprietà di una ditta di trasporti di Villa Seta. I 2 camion parcheggiati in contrada Zunica, non è rimasto quasi nulla dei 2 mezzi, nonostante il tempestivo intervento dei vigili del fuoco. Però pare non ci sia da una ricognizione sommaria al ritrovamento di elementi infiammabili nei pressi dei 2 relitti che possano fare pensare a dolo. Comunque indagini sono in corso. Fino a quando continueremo a scaricare le fogne non depurate e piene di tensioattivi nel fiume Acragas, continueremo a vedere queste oscene immagini di schiuma party a San Leone. I tensioattivi si depositano sul fondo del mare e quando ci sono le mareggiate si formano queste maleodoranti schiume che vanno a finire nella sede stradale del porticciolo turistico. E questo è l'ultimo appello lanciato da Mare Amico, che in una foto comunica la situazione che il maltempo ha generato stamane presso il porticciolo di Agrigento. Con soddisfazione il professore Enzo Di Natali ha annunciato di aver avuto l'onore di essere relatore presso l'Ateneo Pontificio di Roma della tesi del professore Sassanelli sulla bioetica fantastica in Tolkien, con cui ha conseguito il dottorato di ricerca. Enzo Di Natali, ricordiamo, è anche giornalista, professore, ha collaborato con la nostra redazione, e ad Enzo e al professore Sassanelli congratulazioni della nostra emittente. Siamo adesso in chiusura del nostro TG, prima però lo sport con i servizi di Carmelo Lentini e di Giuseppe Moscato. È tutto pronto al Tuparello per la disputa di uno dei più classici derby siciliani, Acireale Acragas, che verrà giocato a partire dalle ore 17. Niente paura, la sfida verrà disputata grazie all'ausilio della luce artificiale dell'impianto di illuminazione. Una coincidenza beffarda, l'Esteto lo desidera da decenni, e che i tifosi biancazzurri continuano ad ironizzare sui social. Ritornando al match inter-etnea, le 2 squadre sono distanziate tra loro da appena 3 punti. L'Agragas si trova sopra con 19 e l'Acireale un po' sotto con 16, e con un unico obiettivo: onorevole salvezza. Squadra giovane quella acese, costruita da una vecchia conoscenza che ad Agrigento ha lasciato dei bei ricordi. Stiamo parlando di Agatino Chiavaro, che con l'Agragas ha vinto da calciatore il torneo di Serie D, approdando in Lega Pro. Con la compagine granata riveste il ruolo di direttore sportivo e ultimamente ha ingaggiato un nuovo tecnico. Si tratta di Salvatore Marra, che era rimasto libero dopo la rinuncia del Lamezia a proseguire nel campionato di Serie D, ed è subentrato al posto di Fabio De Sanzo. Ma c'è anche un'altra vecchia bandiera cragantina che ad Agrigento ha lasciato ottimi ricordi: Giuseppe Savanarola. In poche parole, ci sono tutti gli ingredienti necessari per assistere ad una bella sfida. Ritornando all'Acragas, la compagine dei Templi, dopo la bella prestazione con il Reggio Calabria, intende confermare il buon stato di forma raggiunto da alcuni elementi. Il tecnico Coppa ha tenuto sotto torchio per l'intera settimana tutta la rosa a sua disposizione, ma poi ciò che più conta è l'umore dello spogliatoio, che sembra aver acquisito maggiore fiducia nei propri mezzi. Attenzione a Romano e Montaperto, che sono gli attuali bomber accesi, ma anche ai contropiedi micidiali di tutta la squadra della Cireale. La gara del Tuparello sarà diretta da Gianmarco Vailati di Crema, con assistenti Nicolas Prestini di Pavia e Fabio Cattaneo di Monza. Ed ora spazio alle interviste di questo interessante prepartita.
Sì, come hai detto tu, sarà una partita affascinante perché so la cornice di pubblico che troveremo ad Acireale, come tutto un po' l'ambiente, perché è una società gloriosa, è una società che ha grande fame di calcio, così come l'Akragas, per cui domenica io infatti mi auguro che saremo spettatori prima di una bella giornata anche sugli spalti. E dopodiché speriamo da parte nostra anche di fare una partita importante, di grande personalità, perché ci vuole grande personalità per andare a giocare in quel campo, in notturna, con quella cornice di pubblico, perché saranno tantissimi, per cui ci vuole veramente una squadra di grande personalità e di carattere. È una partita che si presenta da sola, che si prepara da sola, e poi giocare in notturna ha un fascino speciale, particolare. Sì, anche perché ho già giocato contro la Cireale in notturna e so cosa significa, per cui come dici tu ha un fascino particolare, non può però che fare felici chi scende in campo, perché tutti vorrebbero giocare questo tipo di partite, come è stato domenica scorsa contro la Regina. Anche domenica ha la stessa valenza in termini appunto di fattore campo, e io mi auguro che i miei ragazzi continuino a fare quelle prestazioni che hanno fatto fino a domenica scorsa. Come si vince questa partita? No, io non ho mai segreti, spesso Davide mi fa questa domanda, ma io credo che non ci siano veramente segreti, io credo nel lavoro che stiamo portando avanti, io vedo la crescita del singolo, vedo la crescita anche del collettivo, e questa è la cosa che mi fa stare un po' più sereno, ma questo non significa che non conosciamo anche il valore dell'avversario, perché è un avversario importante, è un avversario costruito sicuramente non per stare dove sta in questo momento, però domenica noi ce la metteremo tutta. Come è arrivata questa sfida? La fatica è superata? La fatica, il tour de force degli ultimi giorni, ecco. No, diciamo che questa settimana abbiamo potuto fare una settimana tipo, abbiamo fatto una settimana di allenamenti completa e ci siamo allenati molto bene, ci siamo allenati con grande intensità ma anche con grande entusiasmo, e questo aiuta tantissimo, aiuta le gambe, perché uno che si allena con un po' di serenità sicuramente si allena anche meglio. L'unica cosa che non dobbiamo fare è abbassare l'attenzione, abbassare la guardia, ma come hai detto tu però stiamo andando a giocare contro una squadra importante, in un contesto importante, per cui credo che questo rischio non correrà. L'unica cosa che dobbiamo ripeto, dobbiamo cercare di fare bene e tentare di scendere in campo con una forte personalità. Sì, domenica andiamo ad affrontare la Cireale, per me è un piacere ritornare alla Cireale, dove ho lavorato un anno nel 2016-2017, andiamo in una delle piazze più gloriose del calcio siciliano, perciò si incontreranno due società gloriose in un derby siciliano che faremo in notturna, per come ci hanno richiesto gli amici di Acireale. Spero che sia una festa di sport, penso che ci sarà un pubblico importante e ci apprestiamo a preparare questa gara. La gara in notturna ha sempre il suo fascino. Sì, poi il Tupparello in notturna è veramente bello, perché, ripeto, nella mia esperienza da Cireale molte gare sono state fatte in notturna, e quanto si riesce a fare la partita in notturna da Cireale c'è un afflusso di pubblico importante. Noi stiamo preparando la gara bene, penso, perché siamo riusciti a recuperare un bel po' di infortunati. Penso che arriveremo quasi al completo, con la rosa al completo a questa gara, e sappiamo di andare ad affrontare una formazione importante, una formazione costruita bene, che nelle ultime settimane si è pure rafforzata. È stato pure il cambio dell'allenatore, hanno fatto dei risultati importanti, vedi il pareggio di Trapani, il pareggio a Vibo. Sappiamo che non sarà una gara semplice, però andiamo consci delle nostre potenzialità. Colgo l'occasione per chiederle se l'Akragas farà mercato nel mese di dicembre. Ma sì, qualcosa faremo, vediamo intanto
se ci saranno da fare delle uscite, può essere che un paio di uscite verranno fatte. Abbiamo una riunione tecnica lunedì dopo la gara con la Cireale e dopodiché capiremo meglio cosa fare. Ritorna tra le mura amiche dello stadio Bruccoleri la Pro Favara per proseguire il suo cammino nel campionato di eccellenza Girone A, che la vede saldamente al secondo posto. Galvanizzata da una lunga scia di vittorie, ben 8 consecutive, la squadra di mister Catalano si prepara ad affrontare il Marineo. Questa mattina l'ultimo allenamento di rifinitura per testare gli ultimi uomini e consentire all'allenatore di portare in campo la migliore formazione possibile. Sì, ritorniamo in casa davanti al nostro pubblico, sappiamo che andiamo a affrontare un'altra partita difficile, una squadra che viene da 6-7 risultati utili consecutivi, quindi sicuramente verrà qui per metterci in difficoltà, ma d'altra parte sappiamo che non possiamo concedere nulla, non possiamo sbagliare, anche perché dobbiamo rincorrere, come ho sempre detto, e quindi dobbiamo andare in campo e portare a casa 3 punti per noi fondamentali. 7 vittorie consecutive appartengono ormai alla classifica. Come dice sempre lei, l'importante è sempre puntare avanti. Assolutamente, è vero che veniamo da 7 vittorie consecutive, la squadra sta abbastanza bene, ormai credo che abbiamo preso ritmo, abbiamo preso consapevolezza nei nostri mezzi, andiamo in campo con grande determinazione, con grande concentrazione, sappiamo che abbiamo un obiettivo davanti e cercheremo in tutti i modi di raggiungerlo. Domani siamo incontro alla mia ex e non sarà una partita facile perché noi durante la settimana lavoriamo bene, c'è il gruppo, quindi noi affrontiamo la partita, rispettiamo l'avversario, che non ci sottovalutiamo nessuna squadra, perché sappiamo che le partite sono tutte difficili, quindi noi siamo pronti. Una bellissima striscia di risultati positivi merita una bella cornice di pubblico. Il messaggio di Lamin ai tifosi gialloblu per domani? Io il messaggio per i tifosi che noi faremo il nostro e loro fanno il loro, diciamo, quello che fanno sempre, che diciamo senza loro noi non possiamo andare da nessuna parte, quindi i tifosi sono la nostra forza. E come annunciato, termina qui il nostro telegiornale. Noi vi ringraziamo per essere stati con noi, auguriamo a tutti un buon 25 novembre di riflessione sul tema della violenza contro le donne. Vi rinnoviamo l'appuntamento con la nostra informazione che tornerà lunedì alle ore 14, come sempre. A tutti un buon weekend.